quello che viene chiesto a questi funzionari. Un funzionario si troverà una volta nella vita a costruire a dare il via libera, a fare il bando per costruire il palazzetto dello sport. Uno ne farà in tutta la sua carriera, magari lo sbaglia perché non l'ha mai fatto prima. Senza magari, lo sbaglia sicuro, anche perché lì sotto arrivano imprese che hanno la parte progettuale ma poi un grosso alla parte, è uno scudo legale ormai, queste grosse ditte vivono di riserve, di contestazioni e quello che ti fanno di un basso d'asta poi ti iniziano a mangiartelo giorno dopo giorno. Io su questo avevo proposto al presidente Zaia, che può confermare, avevo detto alla regione: ma perché non costituite voi un pool di super professionisti, di ingegneri, urbanisti, architetti, legali, e lo mettete a disposizione dei 500 comuni quanti sono del Veneto, che quando abbiamo bisogno vi paghiamo la prestazione ma almeno sappiamo di avere le spalle grosse per affrontare qualsiasi azienda. Il presidente si era detto, questo in tempi non sospetti, interessato all'idea, perché Cortina poi ancora un po', ma sono comuni veramente 3 dipendenti, 5 dipendenti, si trovano a far bandi, non sono proprio strutturati per farli, e poi succedono quello che succede sempre in Italia: il ricorso, il rallentamento, il blocco del cantiere, l'aumento dei costi, tutti ne abbiamo visti di cotte di crudo. Adesso abbiamo aderito, abbiamo fatto questa convenzione con la provincia, l'abbiamo fatta proprio un mese fa, ma ci stiamo lavorando da alcuni mesi, ed è poi quella che io spero sia la carta che serve anche a farmi ritornare a casa, perché proprio ieri i miei legali hanno presentato istanza di revisione della misura dell'esile dicendo: ammesso che quello sia un reato, secondo noi non lo è, ammesso che verrà dimostrato, perché io oggi non sono ancora neanche comunque rinviato a giudizio, quindi sì, è tutto ancora da iniziare, però il fatto che i bandi ora li faccia la provincia per conto del comune fa venire meno anche il rischio di reiterare quel presunto reato, e quindi è il motivo per cui proprio ieri abbiamo chiesto di rivedere questa misura, e dentro mercoledì avremo una risposta